Per me è un campo molto grande, molto disteso, dove lì ci sono le rose, di là ci sono i papaveri, di qua da un'altra parte c'è, non so, le mele, le albicocche. Per me la musica è così, mi piace tantissimo variare, vado dal rock al blues, al country, alla musica da film, al classic rock, non so, i vecchi Rolling Stones, i Beatles, i Led Zeppelin, Deep Purple. Ero in Texas nel 94 e mi sono sognato di questa musica, che poi mi ha portato molta soddisfazione, questo brano che si chiama Pine Valley, e mi ha fatto anche vincere un concorso mondiale in America, dove c'era il papà di Jimi Hendrix che mi ha premiato come primo, grazie all'America, che diciamo che per queste cose è molto attenta, no? C'ha le antenne, loro hanno le antenne. E grazie anche a questa canzone che per me è stata molto importante. Non sapevo che sarebbe diventata la mia professione, perché quando allora negli anni 60 sì, c'era la passione, però ho detto, ma cosa farò io? Non lo so cosa farò, volevo fare, forse avrei voluto fare il disegnatore pubblicitario, mi era venuto in mente. Però poi a un certo momento mi sono accorto, ho detto, ma io sto già facendo qualche cosa, sto suonando nelle sale da ballo, già mi pagano per questo, quindi perché no, farò questo come lavoro. Adesso io alla mia età ho 70 anni e c'è una piccola storiella di quando avevo 21 anni, stavo suonando nelle balere, ma balere grandi dove si suonava rock, non liscio, si suonava proprio rock, no? E alla fine di una di queste serate con il gruppo siamo andati a mangiare una pizza da qualche parte. Arriva un signore un po' vecchierello, e con tutta la gente che c'era in questo posto viene da me e mi fa, mostrami la mano, fammi vedere la mano. Io ho detto, ma perché stavo mangiando, ero anche imbarazzato, fammi vedere la mano. Allora gli faccio vedere la mano e fa, allora tu ci vorrà tanto tempo e tanta fatica, ma alla fine ce la farai. Alla fine ce la farò. Probabilmente non sono ancora alla fine, perché sto ancora aspettando di farcela. Ho anche un carattere abbastanza no compromise, no? Nessun compromesso. Se non mi va di fare una cosa, io ho rinunciato a tante cose, tante occasioni, ho rinunciato perché sono fatto così, perché sono quando sono andato via dalle orme nel 75, io ho fatto un disco con le orme nel 75 a Los Angeles che si chiamava Smoke Magica, però quando è stato il momento di pensare al tour, che dovevamo fare il tour, volevano che mi vestissi da Arlecchino. Questa è una cosa che ho detto tante volte, e io ho detto di no, quindi ho rinunciato, sì, me lo sono voluta, se no sarei potuto andare molto più in alto. Non passa giorno che non mi viene in mente qualche cosa, mi basta prendere la chitarra e magari anche senza pensarci, magari sto pensando a cosa fare per colazione, o aspetto che si scaldi la pasta, io metto le mani sulla chitarra e vengono fuori delle idee. Oh ragazzi, quando avete cominciato a suonare, vi ricordate perché? Quando eravate piccolini,
come mai vi siete appassionati di musica, avete cominciato a suonare? Perché per fare successo o perché vi interessava sentire sta cosa e vi sorprendeva? Allora ragazzi, quando crescete non fatevi fregare dal business, continuate con la vostra percezione e la vostra entusiasmo che avevate quando eravate più piccoli, perché è quello che vi ha fatto prendere in mano uno strumento la prima volta. Quindi potete continuare con questa passione e non farvi coinvolgere da quello mi dà più soldi o questo mi fa andare in televisione, eccetera, magari poi tradendo quello che veramente volevate fare. Scratching it down like close up tire eyes.